La chiesa di Memari era proprio da Urdimetes, Mespalis, che è stata bombardata dal 44, che Borca è stata bombardata dal 44, non tutto il Borco, con 4 chiese per via di Ferrade lì. E sono nasciuto io in una chiesa lì di fronte, appena di là da strade, dal 42, ma dopo i singlas a mio padre l'ha attaccata a fa subito dopo la guerra, in attesa di chiattare un lavoro, mette un clap per ore che l'altro, in una chiesa che di ore, che ieri mora stare su, e dal 40 volte i singlas a sta lì. Ieri vissuto lì fin quando è finito di la scuola, fino a 20 anni, e dopo i suoi maridati, l'altra sta dai plans di Puartis, che come si chiama Chiarne, ma che una volta si chiamava plans di Puartis. E come mi ha sempre piaciuto la storia e le robe vecchie e i misteri dei vecchi, sei sempre stato attorno per Mons, avvio di Trois, avvio di Baitis, avvio di Jimmys, e chialant per parzore, la su per parzore des Mons, tu vios il caiu di sotto in maniera diversa, e tu lo pensi anche, c'è molto calere prima, perché tu dici, chiale, è un'altra prospettiva, no? E ti sembra di essere più latin urta ai secoli che no sul presente come. E una delle robe che mi domandavi sempre, specialmente quando ero io insomma da Mariana, o insomma di quel speech quelli che chiamavo io, i nostri paesi dicevano, ma in un paese così tal stretto, così in una posizione difficile di vivere, con aria di estate e di inverno, soprattutto d'inverno, non de bosco, perché basta chiamare di daur de Mariana, sono di quei boschi che fanno bielviori, e qui sono dome sterps e via, non de prat, perché i prati sono sul rio di Migigoli, lì che tu vai a plantare la pala per mettere una patata e salti fuori classe dal rio di Migigoli. Non de prat, non de bosco, c'è molto vivevi là in. Perché quando ero in no, la vita era già una ora diversa dal 1940, in che volta dal 50, subito dopo la guerra. E quando mi è venuto fuori sotto mano un documento che dal 1805, quando è stato Napoleone, che era quello, quindi finite Vignesi, arriva Napoleone, passa all'Austria, dopo torna Napoleone e dopo torna all'Austria, e sono questi famosi chiartis che aveva fatto Fonzac, come tutti i tedeschi, si fanno inventare loro, quando chiappi in man un alc, no? Che sono fatti a mano, sono capolavori. E allora, a margine di questi chiartis, era un documento che diceva che Puartis, si ha di intindi Puartis e piani di Portis, che sarebbe l'attuale Chiarne, in che volta contava in 192, come dice a memoria, ma se mi sbagli di qualche cifra. 92 abitanti e mi pensi 2 religiosi e 10 animali da somma. E chiaramente così perché portava il tragitto per dare l'importanza dal punto che avevano appena fatto di Santa Lucia, parlare di là, e quindi evitare il guado che dopo i tornarin di piani di Portis, là di là e l'avevano su sotto il Monte Simeon Feste e attraversavano il tagliamento dal Cason. Allora per dimostrare l'importanza di queste opere, che era una delle ultime che ha fatto Vignesi, quelli del 1792-93, e citava i paesi che insistevano su queste tratte, quindi aveva Puartis, Damar, Chiavaz, Tomiec, e andava fino ad Imponce. E già Tomiec, nessun paese era più grande di Puartis. Damar al contava qualche centenario, anche Chiavaz qualche centenario di abitanti di Mancul di Puartis. E io mi domandavo, ma se facevano avevi tutte queste inca? Cioè facevano? Cioè molti vivevano. E allora io ho pensato che avessi qualche altra attività, oltre che la misera agricoltura, pastorizia o legnamp di tagliare su per i boschi di Carilla, che poi fra l'altro era in Nes,
perché in che volta lo tagliava per ordine, non era noi. E se la tavioni dice che al poteva essere. Allora io ho dato, secondo me, tre fonti di occupazione che potevano giustificare queste caratteristiche. La prima è la più vecchia, se volin là a clamare, no, forse no, la più vecchia era il guado. Quando si sapesse che il passaggio da laghe è sempre stato un problema, no? Allora era risolto con i barchi per persone, ma i chiars e le merci che lavano su verso il norico, come che lo clamavano in che volte, allora era un problema, non tu lo chiamavi sotto una barca, insomma, no? E dopo le barche si lavano in un punto stretto, la che era più aghe per attraversare, invece di guado si lavano su un punto largo. Allora, fino a Ospedalette arrivavano, e dopo di Ospedalette in su, arrivavano fino a Vencione, e Vencione ha fatto la sua fortuna con i dazis, con la Mude, con il Niederlech e tutte queste storie lì, no? Però di chi in su, dove la lavino, c'è molto passavano un lago, allora i vin veduto che noi, la nostra famiglia, aveva un grande casone vers piani di portis, su laghe, la vedi là, tal Magret che lo chiamavano noi. E questo casone che viene in qualche fotografie, che io me li penso benissimo, che l'avevi con Benone lì, è stato finito di distruggere dal 76, dal terremoto, ma era veramente una grande chiesa. Avevano un arco, quando tu entravi dentro, era un arco, avevano un poch de corto, quindi la via di là, e dopo tu entravi dentro e erano tre quarti di chiesa. Il primo era la chiesa padronale, la che viveva là in, ma enorme, avevano un for per quei il pan che è più grande che le pizzerie che tu vai a Scumoli, no? Quindi vuol dire che facevano un gruppo di pan. A Ciampe, tu giravi via verso gli Stalis, che era la Stale, quindi un grande casegliato lungo lì che era in gli Stalis, e di Daur, passando per lì, dopo tu lavi un posto che era più alto e che era, si vede il solare, per poi dentro il fen. E questa era la chiesa dal Guado, là che la Int, i chiars, e la vin lì per attraversare il Fele e là ad Amar, a chiapparsi con queste strade che venivano di Damar, che esistono mo, che la chiamano la Pedrade, che è più di 2000 anni, sì, no, di queste chiese, no? Queste grandi chiese che era lì per, evidentemente era una chiesa là che arrivavano i chiars per guardare il Fele, no? Ma il Fele è col chiaro, non tu lo guardavi ogni giorno, perché se viene lago grande e tu sei fermati, e quindi lì era preveduto che erano un gruppo di stanze, poi chiaradori, e dopo erano gli stalli per bestis, e il foraggio, il solare per mettere dentro il fen. E naturalmente per attraversare la Grava e il Magret e attraversare la Fele, e volevano i cavalli di rinforzo, no? Attaccavano ai due cavalli o al cavallo dal chiar che avevano di là e la trasportavano ad Amar, e dopo di Damar tiravano anche lì Damar e lo portavano di là. In corrispondenza di là era la famosa Pedrade, no? Che ha 2000 anni, quindi stava in di un mistero che lo faceva 2000 anni fa. Naturalmente era anche preveduto il fatto di chiariare i chiars, era proprio come una rampa, come si chiama le stazioni ferroviarie, come per chiariare, e allora anche un mulino, da Iudisotto, che tirava in dentro i laghi per fare la farina, quindi erano i chiams lì, si vede che mettevano, erano autosufficienti. Quindi io penso, anche supportare queste testimonianze, sono valenti loro, si chiamano i Bacos, i valenti di Bacos, che
i bisnonnos sono nasciuti, lui raccontava che sono nasciuti in queste chiese, che erano a lavorare lì, quindi gli uomini si facevano, aiutavano i mestieri a tirare i chiars, eccetera, e che le femmine si facevano di mangiare, aiutavano a fare. Tanto che a sentire loro, i Valens, che è un nome forse il più comune di quelli, e sono nasciuti in quel posto lì. Perché lui dice che il pari di suo bisnonno, la madre di suo bisnonno, che era una a servire lì, a lavorare lì, insomma sono arrivati i russi georgians, e queste femmine erano state incinte, dopo il russo le ha sposate e hanno avuto 3 frus, e lui dice che di questi 3 maschi è andato origine ai Valens. Loro, che sono i Bacos, dopo un altro fradi, i Cucos, che è una famiglia, una grande chiesa, una grande famiglia su sotto il Rio de Pisciande, e il terzo sono a plans di quartis in che volte, sarei in che di piore, al diceva lui. Io non so se è vero, però storicamente dal 1799, quando è stata la seconda coalizione contro Napoleone, qui sono arrivati 7.000 russi dal zar a sostegno dell'armata austro-ungarica per battere Napoleone. E esistono documenti che dicevano che riguardavano chiars per loro vettovagliamento, la logistica di 7.000 persone, no? E quindi è a mani che i russi sedono là salì, perché là vengono la roba, avevano imponuto ad esempio a città di Tomiece, città di Damar, ognuno aveva di fornire tutte robe per il loro quartiere, si erano acquarterati a Tomiece, lì, Quartis, e a Muec, che è russo. Quindi può anche darsi che sia diverso, però che sarebbe l'origine dei Valens. Lui diceva che erano georgians, da Georgia. E è vero, se ci pensate, era anche un Valent polacco, però Kaudapid, di Bielorussia, era un ministro Valent. Infatti questa divagazione per dire che comunque che questa lì era un lavoro importante. Io penso che al vetti dare un lavoro di occupazione. Il secondo motivo di occupazione che io sono la tacceria è sulla fluitazione. La fluitazione è vecchia nascita col monte, no? E se pensate che sono i flums di Zora di Culi, che chi per arrivare di chi al mare sono 200 metri di dislivello e di chi a Cedartis è di 300 metri di dislivello, quindi il problema è arrivare fin qui di chi in giù, la roba si semplifica per portare giù i boris e il legname. E quindi era necessità, superare questi cammini rapidi, di rassestare il carico, tornare a tirare i quardis, per metterli a posto, per attaccare l'ultimo viaggio, per arrivare giù. Il lavoro è stato fatto essenzialmente con vignesie, perché portava tutto il legname, sapete che erano le foreste sbanditi, così, no? Il mio legname era riservato a vignesi e lo portava in giù dall'arsenale per fare le loro galerie. E quindi si discute di oltre 200 chattis ad anno. Una chatta era lunga anche 20 metri, 4 metri per vigna, e portava in 4 chattars, chattis di 2, chattis di 4, ma anche di 5 chattars. Questo paese qui, io malimpensi, c'è molto calere, l'ho immaginato in base a schiarti schiattati sempre in quel periodo lì, prima delle ferrovie, che era proprio la monte arrivava giù fin sul lago.
e qui era la iglesia, questa iglesia di Santa Rocca, che l'aveva in fur verso il Flum, proprio che si può su Tunciuc, e ha dato origine al paese. Allora là che veniva giù e naturalmente è sempre stato così, perché il fele al vendicare e al tendi l'altaiamento, che al sbat però sul mondo di feste, che la via e lo butta cacavia, è sempre venuto così. Chi al chiatave, che il quintrifuart d'eglesie, che era 20 metri più in là di Cumò, che sbatteva lì e veniva da ur d'eglesie, veniva un eccesso, si dice, per Furlan. Cioè là che sbatte e chi si creava un tulin, una aghe muerte, che partiva di queste strette che l'aveva da laghe, fin in 3 stretti in tal paese, fin la ultima la da Pit, la che era il mulin e la che era la risurgiva e la che nasce un'altra iglesia, sempre su che l'altro quintrifuart. Quindi invece di immaginare 2 iglesie, queste, che sbatlaghe, chi vengono accesse, e un'altra iglesia, l'iglesia di Santa Lucia, che torna a buttare laghe di là e va te stretto dal quel di Moroschi designò. E chi era? Laghe Muarte. E il paese al finiva lì. E chi di sotto, in corrispondenza di queste strette, quando che l'aveva io che altre, i vindes fotografie, che era un gran arc fatto di pierre grande, tu entravi dentro praticamente di tal paese e tu gli si vis 150 metri dopo, ma alti, che tu entravi con i chiars, e sotto era un fogolar enorme che noi con Bularia e laving lì a Viodi, che era praticamente un posto che si fermava, a molti pensare, i chatars, quando venivano giù, si fermavano qui a aspettare che passi la montagna e a mettere a posto il carico e quindi mangiare a dormire e dopo magari anche si davano il cambio, perché non tutti i chatars se lavano fino a Vignesi o fino alla Tisana, si fermavano qui, chi partivano di là. E allora io ho creato un movimento, perché se no non si giustifica né le 2 inglesi, una in Sompe e una da Pit, che non avessero motivo di esistere, ma sono tutte sorte di chiese grandi, lì sotto, che era tipo locale. Il terzo motivo che io penso che al vetti di sia giustificazione di queste enorme, parecchie volte, podindilo, numero di int che l'era sta lì, all'era che quando che Vignesi all'attaccata come da un po' le stradis, è venuto una famiglia a stare qui, stringare, che esiste documentazione su tutti i libri, dai cameraros, soprattutto di Puartis, perché erano di Puartis, ma anche di Vencion, sono venuti questa grande famiglia che era in costruttore sedi, ma era un che era anche storie, che un che era anche predi, e questi costruttori sono quelli che hanno fatto, e risulta dai documenti, la maggior parte delle strade di Udin in su. Ad esempio, fino ad Artigna risulta proprio che lo avevano fatto loro. E naturalmente queste grandi imprese che erano lì, forse ti privilegiava che dal paese. Allora, fra un posto lassù, un posto di fluitazione lassù dal Guado, un posto di fluitazione, un posto con stringare a lavorare per stradis, e dopo qualcuno lavorava anche la campagna, lavorava il bosco, faceva il pastore, andava via. Ecco, io ho conosciuto l'ultima discendente di queste famiglie, Ide la chiamavano la signorina, perché non era sposata, che era la figlia del Miedi, l'ultimo stringare che era quello era un Miedi. Allora fin dal secolo, fino al 1800, 1900 e altro, forse fino alle prime guerre. Ieri è morta vecchia, verso il 50, 53, 54, questa signorina Ide. E naturalmente avevano la loro chiesa, che era il palazzo, che io di solito lo chiamavo, non si giustificava se no di proprietà di queste grandi famiglie, perché era l'unica chiesa di qualche pregio architettonico, cioè con i balconi lavorati, con i quarti,
con le pierre di marmo, lavorare sparsore dai balconi e sparsore dei quartis, anche se non finite completamente le bande di fur esterne, che dopo le hanno di vele, quando sono le vie, loro sono là in decadenza, quando le arrivate l'Austria, no? Perché evidentemente hanno fatto come l'Inusio, no? Cui privilegi de Serenissima e sono là in davanti, qui adesso alle cambiate le robe, e quindi queste grandi famiglie si là in decadenza e a divei al venduto questo palazzo a un picco, si chiamava il Palazzo di Pic, che è saltato fuori, che era l'ata finire imparentato con quel pittore Bellinaco lì, che era a stacchi di Daur, la chiesa del Franz. E allora difatti noi diciamo la chiesa del Franz, che era la seconda più bella del paese. Prima era che di Pic, così chiamata di questo picco, che era però dai Stringars, e dopo di Picco. E la chiesa del Franz, che era chi di Daur di me, era la prima a restare su dal bombardamento. Che io mi pensi, perché noi avevamo un tocco in affitto de signorine tebraide dal dottore, si diceva, no? E l'avevano a pagare l'affitto. Allora, siccome che avevo sempre passione di libri, e dicevo, era piena di libri là, no? E mi faceva sentire lì e mi dava dei libri di là e dopo mi clamava sempre quando che tu vuoi in giù che ti mostri i libri, si stavi le mie giornate lì a chialare i libri. Era biele che aveva un pavimento come quel chi, tal prim plan, lì aveva una chiesa di un certo prezzo. Ecco. Il resto delle chiese del paese dimostrava proprio che non avevano il spazio di farli, era una attaccata di che altre, perché era dritto, specialmente che io di sotto, verso la fine del paese, non era proprio noi, tu lavi su, come dai vicoli di Napoli, là io, che sì, è tutti chiasi vecchi. Evidentemente dimostra anche la decadenza che ha lasciato finire il paese, no? Perché se che lì, se che analisi che dice io era che giusta, il guado è finito, quando che i tedeschi hanno fatto la ferrovia fin dal 1830 fino a Pontebe e hanno migliorato la strada per venire fin a Udine, in che volte, e dopo quando è venuto dall'Italia, la scelta fra là, lì non verso il passo di Montecrosso, lì non verso Tarvisio, e là è obbligata verso Tarvisio, perché i tedeschi erano già arrivati a Pontebe, per loro Pontafel, e quindi si lascia lì. Allora il guado ha cessato di esistere anche per il fatto che arrivata la ferrovia non passava più. E dopo aveva fatto un point che aveva di essere un capolavoro dal 88-89, subito dopo Possans, dopo la ferrovia, che hai anche la descrizione, pensi che era lungo 276 metri e largo 5,4 e li quardis, quindi aveva di essere tipo passarella, aveva in 15 metri. Però non era di murature, era di legno, ma fis, e quindi il guado alle finito. La fluitazione anche, perché il treno, ma soprattutto la viabilità, il miglioramento della viabilità e dai points, e ha giavato ogni motivo. La viabilità è migliorata prima di 18, io per planure, che è più facile. Difatti io penso che l'ultimo puart di fluitazione è di questi puartis, che alla finita con la ferrovia e con quel punto del 1888-89, quando hanno fatto il punto di Fele, non quel Calecumò, quel di prima. E i Stringars, che sono là in crisi, quando è arrivata Vignesi, quando sono arrivati gli austriacos, che hanno cambiato un po' di tutto, e il paese è morto.
non è restato nulla, ha perduto abitanti, per cui si è sviluppato i plans di Puartis, perché erano un tic più all'arco e dopo la ferrovia ha cambiato tutto, no? Lì si fermava il treno, era considerata la terza stazione. Dopo Puntebe, che era il confine, e Udin, questa era la stazione per la Carnia. E allora la Inte ha cominciato il commercio, stazione per la Carnia, Carnia, è l'unico paese che si chiama Chiarnia, ma non è in Chiarnia. No? Il vecchio paese proprio tale muore dopo il terremoto. All'era moribonda, prima perché era vecchio, brutto, maltignuto, difatti vedete, è crollato tutto. La scelta di portarlo via è stata obbligata. Chi non aveva motivo di stare un paese? Non l'ha. Se no, quando funzionava come parte di controllo per Vencion. Chi tu scognevi passare? I sapete che sono i mossi viodi, no? Dos tors fortilicis e il famoso cistiel cosiddetto che era parsore, allora, il Chierch era un tor di osservazione, che era poade poche di ore di la Glesie, come la Glesie crollata. E difatti io credo che buona parte non si chiate mai, non si è chiatati resti che lì, perché sono stati droppati per fare la Glesie. I class, quando hanno slargiato la Glesia e hanno droppato dal vecchio Gioslo. Quindi in che volte aveva un motivo di esistere Puartis, perché era proprio un punto di controllo, il mistero di fluttazione, il guado che era lì, ma crolladis questi robischi, finite la muda, che la dogana che noi è più, finita la fluttazione, finito il chiosco, il paese è finito e è là giustamente di là. Anche se no chi era in chi, io ero uno che mi batteva in ostina, la vedi là, fasin lucchi, vedi sei proprio di Emplin con i maceri, si Emplin tutti questi bus che erano lì e lo facevano lì. Però col senno di poi forse alle migliori calze di la via, ecco. Che l'hanno in che volte chi endere int che non aveva neanche la forza di tabaiare subito dopo il terremoto. Che persone che erano un po' anziani in che volte, sui 60 anni, che pesano di più dai 60 di Cumò, che si vedeva praticamente distrutto il lavoro che avevano fatto, la chiesa, il miglioramento, e non avevano la forza di continuare. Io penso a mio pari, ad esempio, lui si era buttato che non aveva la forza di reagire. Qualcuno altri, di che erano più giovani, sì, avevano detto noi, quindi tornare a ricostruire, era una banda, una buona parte del paese che voleva ricostruirlo lì, forse anche delle idee vincenti che avevano a Vencion, che hanno voluto proprio ricostruire lì, ma piede su piede. E al semeave che l'hanno cambiato il puesto, avesse di essere un po' sminuito, come dire, ma sono stati 2000 anni che il paese ha posto in modo. In te realtà, chialando su il speech, può darsi che stia in 2000 anni là, che credo che le venuto su. Ma lo vede alle freit e il conoide che vedete di qua al dimostra che alle sempre venuto alcali. Certamente la strada che hanno fatto la variante a 13 che l'hanno fatta dal 56 è anche un arsin si volin perché l'unico club che era arrivato fin lì è fermato sulla strada, non è arrivato a passare. Però se non si poteva anche ricostruire le chiese una taccata per ore di che altre, io in quel chiabutla io. Dite come, dopo l'inflazione, sì, no, Portis deve rivivere qui, giusto la che è venuto il club. L'inflazione era in un calten di una banda e un calten di che altri. Io ero un tic neutro perché ero già là sta dai plans di Portis, in Chiarnia in sostanza.
E eri unico che pensavi la soluzione di fare tal miezzo lì. Voi come voi pensi che sia giusto che la fatela via. Anche se si sotto la monta, anche lì, però la monta è più sana e è difficile che un club arrivi fino sulle chiasi. Quindi lui deve collegarsi qui con Borgo Chiavris, Sì, cioè fa tutto un tocco, sì, di Chinsu, lontano di cioè, Chinsu, ok, di lei Chinsu, che si può deve costruire, sì, perché era la linea, di Chinsu, sì. hai capito. Perché lei era già un Borg, quindi insomma esisteva già qualche... Allora era un bor che dopo cui si vede di emplà, chi era tutto una buse, chi di sore, di là dell'Eglesia tu l'avevi su 7 metri, 10 metri tu l'avevi su, fino a livello da laghe. E lì i emplin tutto e facevano il paese lì, no? Tenta a pensare che chiase lì, di lì in su, anche ti stava il paese, volendo, un po' di qua e un po' di là, però tu l'avevi sempre a fare un paese che era mezzo di qua dal Rio e mezzo di là dal Rio. E anche che non è una roba, sì, perché i credo che la decisione sia di stare anche chiappate e indrecciate di che era in fur des passions di che vive in culina, perché all'inutile quando tu sei direttamente coinvolto col cur, tu perdi la lucidità del ragionamento. Sì, io penso che si vede infatti bene a fare così. Oh, benissimo, grazie, è stato un bel contributo.